Salve a tutti, vediamo ora di capire il concetto di tensione elettrica. Quindi prima ragioniamo sul lavoro compiuto dalla forza elettrica. Quindi adesso per semplificare i nostri calcoli prendiamo un campo elettrico omogeneo che quindi ha dappertutto lo stesso valore del campo elettrico, tutte le linee di forza sono parallele e abbiamo un punto 1 e un punto 2 e pensiamo che la forza elettrica porta una carica elettrica dal punto 1 al punto 2. Allora, potrebbe farlo lungo questa linea retta questo segmento che collega il punto 1 e il punto 2 e quindi qui la forza elettrica è diretta nella direzione delle linee di forza del campo. Qua abbiamo un angolo alfa e però noi dobbiamo guardare non la forza ma la sua componente nella direzione del movimento per calcolare il lavoro, perché il lavoro è la componente della forza nella direzione del movimento della direzione dello spostamento per lo spostamento, qui ho indicato con x. Vabbè, e quindi qui abbiamo l'angolo alfa, ce l'abbiamo anche qua, guardando un po' il disegno, e seno di alfa è questa forza F' fratto F, e anche guardando invece quest'altro triangolo è questo H fratto X. H sarebbe proprio la distanza tra il punto 1 e il punto 2 guardato nella direzione delle linee di forza. Tutto questo ci ricorda molto quando volevamo determinare l'energia potenziale nel campo gravitazionale. Queste linee di forza di questo campo omogeneo agiscono come è tutto analogo al campo gravitazionale, e parlavamo lì del lavoro che serve per portare un corpo con una massa, lavoro in quel caso della forza gravitazionale, c'è il peso per portarlo dal punto 1 al punto 2, e quindi anche per questo si indica con H, perché H lì è proprio la distanza, sì, la differenza di altezza. Ok, allora adesso sì, muovendoci così, quindi abbiamo questo lavoro che si indica con A, che viene dal tedesco Arbeit, viene forza, questa F' nella direzione dello spostamento per lo spostamento X, e poi qua al posto di F' da questa relazione scriviamo F per seno alfa. Però vediamo dall'altra parte che da quest'altra relazione x per seno alfa, se noi moltiplichiamo questa equazione con x, è proprio h, e allora troviamo f per h, che è proprio come il caso del campo gravitazionale. Avevamo nel caso del campo gravitazionale il peso moltiplicato per h, il peso è uguale a mg, quindi avevamo mgh, che proprio poi diventava l'espressione dell'energia potenziale. Però qui invece la forza ha un'altra espressione, non è mg. Beh, qual è? Allora il campo elettrico, che qui è omogeneo, è sempre uguale, è per definizione il campo elettrico è la forza diviso la carica sulla quale agisce questa forza, e se noi giriamo questa formula troviamo che questa forza è campo elettrico per la carica, e quindi mettiamo qua per H. E allora adesso questo vale allora, adesso definiamo la tensione elettrica tra due punti. La definiamo come il lavoro della forza elettrica fratto il valore della carica elettrica. E quindi la forza elettrica ha impiegato del lavoro per spostare la carica elettrica dal punto 1 al punto 2, e quindi questo rapporto tra il lavoro e la carica è proprio la tensione, quindi si potrebbe dire quanto lavoro compie la forza elettrica per ogni unità di carica, e che l'unità di misura è Joule su Coulomb. Questa è la sua unità di misura. E allora adesso nel caso qui del campo elettrico omogeneo che abbiamo visto, il lavoro è uguale EH, e quindi si semplifica e troviamo che nel caso del campo omogeneo abbiamo che la tensione è uguale al campo elettrico per questa distanza H nella direzione delle linee di forza.
E quindi invertendo questa formula troviamo che il campo elettrico è anche uguale alla tensione quindi la tensione si guarda tra due punti. Il campo elettrico è la tensione tra questi due punti fratto la distanza tra questi due punti. E quindi questo ci dà un'altra misura, un'altra unità di misura per il campo elettrico, quindi volt su metro. E noi sappiamo che dalla definizione che l'unità di misura era anche Newton su Coulomb, e quindi volt su metro uguale a Newton su Coulomb. E quindi noi adesso abbiamo preso questa abbiamo visto il movimento lungo questo segmento da 1 a 2. Se avessimo fatto il movimento così, qui avremmo avuto F per H, che è proprio questo, e qui avremmo avuto 0 come lavoro, perché la forza è perpendicolare allo spostamento, a questo spostamento qua, quindi avremmo trovato anche facendo così sempre F per H. In realtà si può dimostrare che facendo una qualsiasi traiettoria, anche curva, tra 1 e 2, non importa, il lavoro della forza elettrica sarà sempre uguale. E questo si esprime dicendo che il campo elettrico è conservativo. Significa proprio questo, che il lavoro della forza elettrica tra due punti dipende solo dai due punti, ma non dal percorso scelto per passare da un punto all'altro. Questo campo elettrico conservativo vale anche se il campo elettrico non è omogeneo. E la stessa cosa che abbiamo visto, appunto, come dicevo prima, nel campo gravitazionale. Anche il campo gravitazionale è conservativo. Anche lì siamo andati a vedere che il lavoro compiuto dalla forza gravitazionale, cioè il peso, dipendeva solo dal punto iniziale e finale, non dal percorso scelto per passare il punto iniziale al punto finale. Ok, per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.